Cari telespettatori, siamo con Ugo Aggiollo, segretario dello SPCGIL del Veneto, e parliamo di sanità, come cambierà la sanità con il PNRR, una sanità territoriale, ma in che termini? C'è una riforma strutturale per quanto riguarda la sanità, in particolare su due punti. Uno, il punto della post-acuzie, cioè cosa succede, quali servizi vengono dati per le persone che hanno finito il ricovero in ospedale prima di andare a casa, e per quanto riguarda invece il tema della prevenzione, cioè la possibilità per una persona di avere un luogo fisico in cui andare e sapere che 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana può avere una risposta. Sono previste quindi due tipologie, in realtà tre, di strutture, vero? Sì, sono previste, oltre a quelle che già ci sono, le cosiddette case della comunità, che sono appunto quelle che dicevo prima, luoghi fisici in cui puoi avere una risposta 24 ore al giorno per 7 giorni su 7, oltre agli ospedali, e poi gli ospedali di comunità, che in realtà già ci sono, ma dovrebbero essere sostanzialmente raddoppiati con i fondi del PNRR, parliamo del Veneto. I cantieri in alcuni casi sono iniziati, in altri pochissimi casi sono terminati, però c'è ancora tantissimo da fare entro il 2026. Infatti le due grandi preoccupazioni che noi abbiamo sono esattamente queste. La prima, i fondi valgono fino al 2026, come sappiamo. Abbiamo cantieri che sono iniziati, pochissimi conclusi, altri che sono ancora da iniziare. E oggettivamente per strutture così complicate è evidente che siamo preoccupati che si riesca davvero a completare quest'opera. La seconda grande questione che noi poniamo è la questione per quanto riguarda il personale, nel senso che è importante costruire le strutture, ma poi devono essere gestite, ci deve essere il personale all'interno per poterle gestire. E qua torna il grande tema, da un lato, del finanziamento generale della sanità, che è sottofinanziato in Italia da anni, e due, come si incentiva la possibilità per il personale di esserci, di continuare ad operare o di entrare nel sistema sanitario nazionale senza continuare ad andare verso meccanismi o di privatizzazione o meccanismi in cui addirittura la gente non può curarsi. Queste strutture saranno vicine al cittadino, ce ne saranno tante? Dovrebbero essere molte, nel senso che per le case di comunità parliamo di una ogni 50.000 abitanti, 40-50.000 abitanti, e la stessa per quanto riguarda gli ospedali di comunità, un po' di più. Quindi in Veneto dovrebbero essere circa 95 le case della comunità e circa 76 gli ospedali di comunità, quindi distribuiti nel territorio. Allora noi staremo a vedere. Seguiremo questo, grazie Ugo Aggiollo di questa sintesi estrema, ma sarà necessario riparlarne ancora. Intanto grazie a voi telespettatori di averci seguito e a presto.